Grazie. Grazie per questa presentazione. Buone giornate a tutti, a tutti, e buone feste della Repubblica, ovviamente, perché le giornate della festa. Allora, cercherai di fare una passeggiata a Vonda in Struc, se sono anche domande magari, e quindi di fermarsi un tic prima del Sundis, perché i team sono sempre che contingentati, squedi, alle il tema anche, no, di queste rassegne. Libers disponibilità, ovviamente, è una reinterpretazione libera dal grande Leo Zanier, Libers disponibilità. Squedi, l'etimologia è interessante, no? Quando si era piccoli e si dava a messe, allora è sempre, no, il zago che veniva con le borse, no? E faceva proprio che operazione lì, per far c'è. Io pensavi, per far sentire che dentro erano idee. In realtà non era proprio così. Squedi, vuol dire in qualche maniera tornare a far sentire il campanello, no? Dall'idea, dagli essi libers da scomunità. Allora sempre un vecchiuto di me che non dava mai, e che di San Denela si visi di Doro, che era che callava a Squedi, che stava anche 5 minuti a Squedi, che l'aspettava, ma aspettava anche Doro. Allora, o potresti partire tan lontano, io ovviamente mi riferisco alle ete di Mietz e a qualche pass di ete moderne, non tenere in conto il sistema romano, che era una cosa complicata, ma i partiti di una data che secondo me è una cosa interessante. Secolo VII, cui Longobards arrivano anche i Slavs. Sono Slavs che arrivano dalla zona orientale, la Carantania, la Slovenia settentrionale, e si insediano nei nostri territori. La toponomastica ovviamente non si insegna tante robe, seconde forme di popolamento il secolo X, quando vengono gli ondias, no? E i patriarchi e popoli le nostre chiere con tribù sempre dal mondo slavo. Ecco, si era inventata, era consuetudine per loro, queste istituzioni di villaggio che si chiamava, e loro la chiamavano Zadruga, che è una lavoro intrigante, un lavoro interessante. Non è mai stato studiato también. La Zadruga, te traduzione proprio, si deve di tradurre, e vuol dire proprio te par che altris. Zadruga, par che altris. E anche molto alle lingue slavis, Zadruga vuol dire cooperative. Ecco, la roba che mi ha immagato è che la Zadruga è il villaggio, l'insediamento umano, che veniva definito proprio par che altris, perché ognuno che faceva parte dall'insediamento aveva di condividere con gli altri le risorse che erano ovviamente ripeati a un'economia che era agro-silvo-pastorale, come chi sa dire, ma soprattutto sulle possibilità di là a chiuli le mil dal bosco. Queste sono bellissime miniature che ci mostrano come che ognuno aveva il compito di là dentro dal bosco a seguire lo sciame dall'Issas, chiantant, balant, anche pronunciando formule magiche, sono storie curiosissime che dalla mil, chiapparlo e portarlo in chiesa. Attenzione, perché ogni abitante aveva di dare una quota di mil per due. Per c'è le mil ha un valore simbolico, un valore forte. Pensate che con le cere dall'Issas si facevano gli schiandellis, e anche mo l'Iglesia orientale e ha queste costumanze di far profumare le iglesie con le chiandele fatte con le cere dall'Issas, e che cere lì è una cere che illumina il scuro e rivedore con le fiamme dall'alto in tal nome di Dio e dai sans, e il mil dolce a non svas le vite mancul gerbe, quindi ha una simbologia straordinaria. Par di cui l'alvear veramente è la società perfetta, là che ogni ha e fa il suo, ma non per sé, fa il suo per il bene di tutti gli altri. Non è un caso che
anche mo, in ogni paese del mondo orientale e slav, la vie, la strade, si chiama ulica, perché? Perché uliei all'era proprio dell'alveare, uliei alle, che roba lì, l'alveare, e ogni chiesa aveva davanti di sé un uliei. Se noi mettiamo d'ogni due uliei che sono presenti davanti alle chiese, e ven fur le ulica. E allora, proprio attaccante fa una riflessione, non è comunità senza villaggio e non è intersezione tra le chiese senza strade. E non è strade, non è villaggio, non è intersezione, non è comunità perfetta, senza la possibilità di fare il proprio, da il proprio contributo al bene di che altri. Queste forme primitive a sala parte in ogni anche i longobards che arrivano questa classe, anzi probabilmente tra 500 e 88, 68, 569 quando arrivi un alboin e si partono da proprio gli tributi, si fa un tributo al nostro importante Grimoald, che è il primo re longobard in assoluta civiltà, quindi è un re longobard furlan, che tali sosleccia al proviot che la tassazione ha di sé fatta nome ai siors. È un'idea antica, tanto antica. Se tu hai poco, non tu puoi dare in ta stessa maniera come caldà il sior. E allora è un elemento di giustizia differenziare i contributi. Insomma, rispetto all'insediamento slav, l'insediamento longobard arrivava ad ore a fare una ristrutturazione sigolina, anche una riflessione importante, che non è nome peade al vivi comune, ma diventa anche una riflessione giuridica. C'è molto poco domandare a quel che ha nome una vacchia o un troppo di piores, gli stessi contributi che invece alla Chiams, alla Chistiei, alla OMS, alla Mulin, sarà impossibile. E è vero che l'intuizione di Grimoald elava anche in direzione di smarchiare le potenti aristocrazie latine, romane, a riglor, che avevano i Chiams, che avevano gli Stavielis, che avevano gli insediamenti più importanti. E quindi si trattava di una sostituzione gerarchica. Le arimanie dei longobards, i guerriers longobards, che si insediavano e arrivavano ad ore a requisire i due tiers, alle tante, due tiers di tutte le proprietà latine e romane. Però che i due tiers lì venivano distribuiti tra tutti i longobards. Interessante. Ecco, quindi una forma di ridistribuzione, se vi vuoi, di chiappare così, no? dal potere economico e dalle risorse. Col monte carolingio, con Carli il Grande in maniera particolare, tutto al Gambia, perché chiaramente un momento c'è tanti ore, c'è tanto grande che era l'Europa di Carli il Grande. 774 i Franks arrivano ad ore a conquistare un impero e scombattono quindi i Longobardi, scombattono quindi gli Arabos, quindi i Sassoni che sono in Europa settentrionale e formano per prime volte un impero e acchialano ovviamente dell'impero romano e attacchino a organizzare una razionalizzazione dell'esazione fiscale perché erano convinti che lingue uniche ufficiali, il latino, monete uniche che vengono coniate con le muse dall'imperatore, liturgie uniche. Carli sarà responsabile anche delle morte delle nostre liturgie aquilese, antiche, così come di che longobarde beneventane, all'impon il gregoriano, a tutte le consuetudini. E così anche la caratteristica dell'esazione fiscale diventa una sovrapposizione su tutto il territorio dall'impero. E noi i vinicchi a pas dentro, Marche dal Friuli, lì. E le figure più interessanti è questo duce dal Friuli, Baldri, che sarà anche un grande ideatore di biblioteche, Carli venuti prima, insomma, come esponente di biblioteche
alla regalato tante anche a queste nostre comunità, non è nome il contributo dall'esazione fiscale, è anche il contributo dal studioso che ha di pan di libris. Interessante come roba. Non è nome la moneta, insolido, non è nome che. È anche la possibilità di mettere insieme tutto ciò che la tua capacità e la tua possibilità può restituire al mondo e alla comunità stessa. Roba interessante, attenzione alla Tiarnie. Intanto il Friuli è divenuto di mente, le montagne della Tiarnie, i comitati transalpins, le vere grandi rivoluzioni alla fa questo imperatore, il fondatore del primo Reich, privilegio Mottoni, sale Otton il primo, sino al 983, e lui ha nudrisse un'intuizione straordinaria che l'aveva già avuta Costantino il Grande. Qual è l'organizzazione normale di un territorio così interessante come quello europeo soggetto all'imperio? La plebs, che non è più il popolo, non è più il quarto stato, no? Il proletariato dei tiamps, come che potresti definirlo dal nome romano. La plebs è la comunità di chi che crodi, la comunità cristiana. Ogni plebs è rappresentata di un plebanus, il pleban, no? Dovente che. E tutti i plebans sono coordinati di un calchiale dall'alto, episcopio, no? Episcopus, un calchiale dall'alto e organizza tutto. E tutti gli episcopi sono organizzati dai metropoliti, che sono vescovi diciamo più grandi, e per solo di loro è l'imperatore, che è il garante della fede, ma in realtà il controllo anche la plebe più lontane. Il sistema di tassazione in queste nuove organizzazioni politiche, sociali, religiose è partito proprio dalla plebe e attacchi a essi domandati gli decimis che vanno in avanti fin anche eri picciolio, quindi 1600, 1650. Cioè, allora è proprio questo. In ogni comunità di Crodins era un'iglesia, dentro di che iglesia passava tutte le vite dalla comunità, ma tutte le vite. Tu avevi di essi sepoliti dal territorio della plebe, proprio là che tu eri stato battiato. E quindi l'orologio della vita dall'ompe, l'orologio della vita dal cosmos, e passava dentro dai muraons di che plebe lì. Le femmine si avevano di sposare dalla plebe che era stata battiata. Era la femmina che chiamava dentro la famiglia patriarcale. Sono robe che non tengono tanto conto, assumeva resca se di una famiglia patriarcale, ma la femmina in queste dimensioni era importante. Era importante anche perché le femmine restavano, e il nome era stato anche le culture furlane, le parone. Parone in che senso? Era che arrivava ad ora a strutturare l'oikos, le economie familiari. Era la femmina, ma anche molto al vocente, dal Novecento in Friuli, che teneva le clave peade alla cintura di coreani sopra dal grimaldo. Anche il patriarca parlava, avevi un gotte cantina, avevi di domandare le clave alla femmina, o spera che le femmine si indormidissero. E chioli le clave, no? Parlava Virgin Canarin. Allora, era queste società, a volte particolari, un modello sicuramente patriarcale, sia dall'Iglesia che dall'aspetto giuridico e amministrativo, però profondamente femminile dentro dall'organizzazione del paese, del villaggio e della chiesa. Perché che ogni femmina sapeva chiapparsi cure di, cioè vuole significa il da, il contribuire, significa rappresenta le necessità di chiapparsi cure di che altri. E queste culture ancestrali, femminili, profonde, arreste e a resistere, e appasse istituzionalmente in queste date importantone, no? Il 3 di aprile del 1077, un Savin, l'incontato, per fortuna ormai a città che anche ha insegnato dalle scuole, anche se qualcuno dice che non è date significative, ma è nato le patrie del Friuli. Come Stato importante, talismans di un principe ecclesiastico, il patriarca, Sigiart all'estate il primo e Indri IV all'era l'imperatore, che ha di gestire un Stato, anche dal punto di vista fiscale, sorredotto dal punto di vista fiscale, perché altrimenti non si vive vivi.
Ma c'è che mi interessa a me è la realtà che apparentemente apodressome a più periferiche, le chiarnie. Allora, le chiarnie immediatamente vengono dividute in quartiers, quattro tocs, no? Quartiere vuol dire che o divide il territorio in quattro tocs. Il but ogni volta è sempre un flum che dà il nome al quartiere, perché il flum è una via di comunicazione, il flum permette la fluidazione del materiale, pensai al legno, agli spiori, pensai a ciò che si poteva produrre. E allora il but, con le plebe di San Pieri, le plebe più antiche della Chiarnie, il dean, con le plebe di Guart, l'alto il bastimento fino alle fele, le plebe di Soclev, sub Clivio, sotto le colline, e dopo le valli in Caroio con le plebe di Tolmiecka, la più giovane. La rappresentazione del territorio, quindi anche la maniera di domandare il contributo, era compagna anche dalla plebe. Allora, la plebe riguarda il mondo ecclesiastico, ma in ogni ville, in ogni paese, aveva di essi un rappresentante eletto dall'ambito di chi viveva in lì, il Meriga in Chiarnie, si chiamava così, dal 1200 e dal 1003, tutti i Meriga si chiamavano insieme in una grande assemblea Talmiec, si chiama Talmiec, e avevano di nominare un capitani che controllava tutti i Merigas, che controllava tutti i villaggi dalla Chiarnie, e il capitani riferiva direttamente al patriarca. In queste maniere, dove c'è che si arrivava a produrre in queste aree apparentemente periferiche, in realtà ti sapevi che non è periferiche proprio te parnie, perché la montagna non divide mai, la montagna unisce la civiltà alpina, una civiltà di Svaradis, si arriva a schiavacciare immediatamente di una banda o di altre, il monte Slav, il monte Germanico, erano in qualche maniera presenti con il monte Furlan e con il monte Latino. Ma questa organizzazione diventa un'organizzazione un'evore intrigante, un'evore curiosa, un'evore biele, perché proprio a partire dal basso, ogni comunità, ogni paese, che è l'insieme di chi che vive in donne e quindi i vicini, e che fanno e che formano la vicinanza, che stanno vicini, e portavano dalla chianipe o le chianaipe, chiamaile come che voleis, tal Miec a Tulmiec, anche molto toponimo che si chiama chianive, caneva, di proprio techel, e portavano ciò che arrivavano a produrre e che all'erano di pui. Queste sono le robe che al di là della considerazione, si voleis, storiche, economiche e giuridiche, e che ha dentro anche cultura, e che ha dentro anche una considerazione antropologica. Se tu hai al di pui, e al di pui alle c'è che non ti covente per vivi di pardì, tu c'è che lei oltre il vivi di pardì non ti covente, tu hai di metterlo in comune con che altri, tu hai di formare una comunità, non esiste comunitas se la roba non viene messa in comune. Voi ci succede il contrario. No, non metti più in comune, ma sono talmente egoisti che ho vinto di consumare, non sono più i vicini di gli altri, sono i consumatori, i vinto di consumare e i vogliono consumare talmente tanto che o chiappin par no, tanti poi dice che non scovente e il resto lo si butta via. È una roba che per ogni cultura, tra virgolette, primitive, ancestrale, ma i capim bene che non è primitive, non è ancestrale, è fondative, è considerata la più grande offesa alla Chiesa. Caimari. E quindi a tutti spins che in qualche maniera hanno accettato le chiere, sia dal mondo pagano che dal mondo cristiano. Per chi le chianaipe, Caneva di Tolmezzo, ma anche Caneva di Pordenone, aveva la stessa funzione, era in posizioni strategiche, Caneva di Pordenone e va su fin sul Cansiglio, no? Le strade, quindi sempre grande economia delle foreste. Un grande cantinone, no? Un cantinone straordinario, là che tutte le economie agro-silvo-pastorali e poteva conferire ciò che si poteva chioli. Attenzione, ciò che si poteva chioli e che non riguardava il signor,
Perché il signore aveva già il suo autoconsumo, il signore poteva là a chiacchiere dal bosco, allora a chiacchiere dal bosco per arrivare a chiappare i demai più importanti, l'alta selvaggina, la grossa selvaggina, il cerf, il cinghiale, allora a chiacchiere con la canè, con le canizze, con i servidori, con la masnade, e poi no, che vivevano dagli vicini se potevano e contentarsi delle taglie piccole, no? Il gneur, il tas, le sghirate, scoiattolo, tutte robe buonissime che hai cercato, e noi assolutamente li buttavamo via. Sarebbe ben, ovviamente, anche l'orsa si poteva mangiare, i cais, tutte la roba che tu chiatis, ovviamente, a torpa al bosco, no? Che robe lì, e poteva essere dividute, mettute in comune con tutte le vicinanze e con tutti che vivevano dalla vicinanza e portate in te chianaipe. Una roba curiosa queste, scusate ma mi vengo sempre fan ogni volta che vi ho ma allora scugnida, libers di scugnida, squedi e metti in comune, sì è vero, però allora se io hai di conferire il gneu che hai chiappato, le rasse, i cais, come vi ho subito il formato, il latte. Se non fasi o mantenile che robe chi? Perché non è una roba fatte per consumare, no? È sempre un grande errore che le economie dette di miece se stanno un'economia di sussistenza. Non è vero, è un'economia planificata. Tu hai di garantire la possibilità di conservarlo, perché se dopo l'avessi distribuito, tu hai di conservarlo. E allora questa necessità di mettere in comune, di dare per mettere in comune, sviluppa anche tutta una serie di attenzione per la conservazione del gustare, del mangiare. Le chiare frolide non è chiaro che ha pucce di salvadi o robe che a stalant gerbe o di male, è un procedimento che permette di mangiare le chiare picchiate, chiavate il sangue, così non va di male, e che si frolisse, diventa una vorre tenere, una vorre buine. Talmente tan tenere, talmente tan buine, magari anche fumate, che a un certo momento tu puoi quasi spalmare, anche se è crude, per giore, di una gruse di alc, cassè di pan, di siale, le uniche robe che si poteva in qualche maniera produrre, le polente arrivavano, una vorre più tardi, 1600, però è una roba che tu puoi smangiare, e anzi, è una roba di sios, per non tenere conto anche tu c'è che il desert dai nostri territori arriva ad ore a garantinus, non come sulle chiarnie, ovviamente. Il desert, quindi il corso d'altilimento, della Tor, eri troppi di pioris, ovviamente il chiariul, le pittine. Ah, interessante. La pittina o la pettina, il pitinic, le chiare che venivano masanate di piore, oppure anche dalla selvaggine, e dopo venivano mettute attorno al petinic, che era il forno, là che si faceva anche la carbonella sostanzialmente, e quindi si fumava e addoventava chiaro che poteva resistere per essere mettute dalla chianaipe e quindi doprate come contribuzione per che altri. Ogni volta che io mangio polente e pettine, non è che non fasi perché sono golosi, non fasi per dare un tributo a queste culture di condivisione, ovviamente. E speri che fasi discussione anche qua. Ecco, seconda attenzione e curiosità e stimole questa scomunità come che si poteva dare, il contadino non aveva monete ovviamente, e stimole la cooperazione dal lavoro. Tanto poi si coordinase a lavorare insieme, tanto poi arrivi a creare una quote per poter metterle in comune. Le date interessanti, il patriarca Raimond della Torre, in quel periodo lì, sulle fin dal 1200, arriva a concedere alle comunità dalla Val di Chiarnie di poter fare pascul. Questa è una roba interessantissima. Se tu puoi fare pascul, tu hai di fare fen. Anche il fen tu puoi distinguerlo in bande per contribuire. Però fa pascul vuol dire che tu hai di portare gli bestis anche in montagne, organizzati in te transumanze, per fare l'arte. Però va bene, ma il latte non fatto a doprarlo come bene di scambio, va di male il latte.
ma l'OMP, già dai teams della preistoria, ha inventato la maniera per trasformare il latte in un alc che poi esisti e c'è tanto anche fuori dal frigidaire, no? Cesare. Formati. Hai una liende che fa velle dalla Chiarnie, sempre dalla Chiarnie, che dice che lunedì Sant'Ermacul all'era sola, aveva freddo, all'era spierduta, all'aveva tora evangelizzare la nostra popolazione, i nostri santenasi, e al capite in una ville, Siorone, di Chiarnier, alle pieno di roba di mangiare, pieno, e mangi e bevi, e lui domanda anche, allora dice, ma tu sei un po' arbiato, tu sei un po' re, furdica, non vi ho su chi vi nome per noi, lui è aleatorio, le pieno di roba, e dice, ma c'è un nome per voi, sì, pieno di roba, e vi ho anche in splese, le porte della Chianaipe, piene di sottgole, piene di salam, di soppresse, se le di tutto, dai mia mano qua, ma non vi ho non vi niente, vi quasi non per noi. E allora lui si rimpina, attacca a fa freddo, attacca a nevea, insomma, è una piccola baite, una piccola chiesa, che le nome un pastore. Lui al tucca, il pastore al dice, vente entri, non io sto stato sulle porte, le fredde. Dice, ma può entrare? Sicuro, non hai niente. Ma facciamo tutto a snie, i vioti che tu hai il latte. Sì, hai il latte, e poi bevi insieme. Però, sì, alle nome latte. E allora, hai domande, Ermacur, ma asto manco un di azeite. E buon, c'è asto di azeite. Noi siamo de gerbe le vite di un puar, no? Lui dice. Butta qualche goccia di azeite dentro dalla raine. Al butta une dos gottes di azeite e furche sbrume. Buine, chialde, penge, la scuette. L'invenzione della scuette. E Ermacul dice, in queste maniere tu fasaras scuetes e tu la sfumaras e tu podrás doprales per te, per la tua famiglia e anche per il puar che ti tocca. Le di dopo arrivi i barbars e a porti in vie tutte le robe del Signore, arrivi sulle porte del puar, luciani e dice puar beat, sì, non puoi darti niente, i vin però un chiaro, pieno di robe, non arrivi a consumare tutte, portile dentro il fatto, l'insegnamento, la parabola, che se tu tieni nome per te, alla fine tu perdi, se tu das a che altri invece tu guadagni. E crodemi, mettenti insieme la civiltà della mil con la civiltà della scuete, invece la dimostrazione che probabilmente Dio esiste. Perché è buonissimo, no? È una roba e queste consuetudini e reste e tradizioni, perché anche noi in Chiarni, nel 1994, erano 96 lataries, che vuol dire che chi avevi qualche vacchia potevi portare il latte, contribuì, da e aveva una quota. E potevi indoprare come che volevi, proprio te, una quota che permetteva l'usufrutto comunitario e che chi è proprio te la vicinità, il senso della vicinità, il senso di essi vicini. Chiali Carli, lì davanti, biblioteche guarneriane, ho visto una documentazione straordinaria di Az che non sconti come che poteva funzionare le vicinità. Mi sto svicinando anche io alle conclusioni, o sto dentro dei termini. La vicinità, le assemblee dei vicini, che erano in Doglie, che stavano in Doglie, e si basava in una forma straordinaria sul concetto della comunia, che è il territorio, che è comune, che non è dal parone, è di tutti. E il caso di San Denela è emblematico perché la topografia del paese, bellissima anche queste robe qui, è funzionale all'economia, anche all'economia del Squedi e all'economia del Da. Perché che sono di San Denel in Palut, il Bord di Sac, in Selvucis, le strade che portano a Rives d'Archian, il Bord di Poch, Sore Cistiel, Parziman e potevi intigni vacies, proprio a pasturare. Investite sui quei dal Repudi e sulle roste del Cistiel e potevi importare duci, piores e purcis. E investite tal paluta eri mandries di chiavai, puieris e chiavales palamonte, no? Ma l'era l'obbligo par duc, è vero, potevi importare dal territorio comune, ma duc avevi diversale quote di chiare e di formaggi, ecco ciò che vi dite prima. Dalla Chianaipe
di Saint-Denis, anche Saint-Denis, ogni paese aveva le sue chianaipe comunali, e non nome Palachiar o Pallat, ma anche Palapestie, che ne robe curiose. E dopo queste avresti di essi quasi insegnate per tu sei spar di una famiglia, tu sei il capo di una famiglia, tu puoi disla fa fe, ma nome con tu un falsetto, nome non sta acclamato barbe, tuo cugino, un falsetto per fa fe. Asno di là a buschiata al bosco, une maniere, nome une, c'è caticovente, no di pui, perché di pui. Ci sono una squadra di 40, lì ma fa fe, onus danno le possibilità di fa fe alla comune, clami in tutta la famiglia, tutti il clan, e fasi in tutto il fe par no, nome. E anche Palapestie, tal quar, oppure tallat di Rovigny e Saint-Denis, une lenze, une fiocine, une voite, une rete. Se tu vuoi di vele barche, tu hai di pa una commissione perché puoi chiappare la bisate, gli strutti, si temui, i cavedani, come non sai per fulano come si dice. C'è robe? Fantastico, buonissimo, no? E là la mettino che robe lì, il fen dal fenili comunale e il pesta alla pestiaria, d'ogni dell'obbie dei guarneriane era la pestiaria. Fu dagli squartis era la becchiaria. E duce che tu puoi sdoprare alle imprest, non è to, alle imprest, a vuol dire che ti viene prestato, non è una roba to, ma lavoro, la dignità dal lavoro, Costituzione, che non è nome per te, perché il strumento del lavoro te l'ha dato la comunità e quindi altro tenis per te, ma tu has di restituirlo, il da, lavoro e contribuzione, sono principi che non possono essere separati un con che l'altro, assolutamente. E voi veramente di corse, tutte le ete patriarchiali, dal Parlamento, provveduto di Bertolt, che stimola la produzione dei statuti, anche quelli di Saint-Denis, chi veis Glemone e Saint-Denis, e dopo, più tardi, le attenzioni con le consuetudini dei statuti, dall'Isles, che provvede un sistema di dazi, di esazione, un evore preciso, un evore differenziato, tan democratico, perché si rispetta ciò che dicevi, talmente tan democratico che addirittura sono disposizioni suntuarie, sono disposizioni sul lusso, massimamente dai siors, che è improibibile ai siors di avere masse robe parsore dal vestito, gioielli, diamanti, lapislazzuli, sede, porpore, no, non è possibile perché non puoi scongelare il ben materiale su di te, il ben materiale ha di girare. Se tu hai voglia di avere la bravura di girare per la strada con un vestito che è splendoroso, tu fai su un atto che è immorale, cioè tu diavis la circolazione perché gli altri, che non è nome una mentalità mercantile, il capitale ha di girare, chiami il collega Plos che sa più di me che sono veschi, ma è anche un'attenzione etica al decoro personale. Un che girava col Rolex, che non era, neanche è stato inventato, ma essere stato considerato un paria, essere stato considerato un che non è per la sua bravura, diavava a che gli altri la possibilità di avere e quindi anche di mettere in comune. È una roba forte. Par no, Tabà dice che Mar IV ovviamente l'ha fatto dal 1366, un anno dopo che si sta nominato patriarchie, importante al fare si fu l'isconstituzione patrie, fuori unica è uno dei primi libri pubblicati a stampe, là che si passa in rassegna dice che si ha di fa e si ha di da per la contribuzione della vita della comunità. Addirittura si torna a chiappare fuori il ruolo degli feminis, che ha la possibilità di gioldi dei diritti di successione dall'eredità e quindi di un patrimonio personale per poter dire anche io o contribuisco. Non so il nome, una figura dentro dal locus et focus, cioè dalla Chiesa, i suoi une che contribuisce, chi può dare il libri 1484 mi pare, Carlo.
La pubblicazione è uno dei più biei, veramente dei più biei che sono stati stampati in te parte del Friuli, lo vin in Guarneriane, Gerard di Flandre, un stampador che veniva dai Paesi Bassi, dal Brabante, lo mette insieme e al ven voltato dal latino di Pieri Ciocul, Petrus Edus, che era un grande umanista. E la roba interessante è che tu hai già, ecco, in dei sei status, una differenziazione tra il team dall'uomo e il team di Dio. Il team di Dio è un team sacrato, il team dall'uomo è nestri. Senza niente va il team di Dio. Il team di Dio è il team cosmico, è il team della preghiera, è il team della Iglesia, dell'eternità. Ma non ho vinto di tenere conto dei puars, di chi che sono miserabili, di chi che non hanno la possibilità di mangiare. Se varessi al dit un articolo scritto nel 1366 di una condizione là che i due terzi dal mondo non sono vicini, non io consideri vicini, ma sono fantasmi che corrono da decise delle nostre indifferenze. E qui se le colpe. C'è tante, sì, quando si dice i secoli bui del Medioevo, forse ti varessi di tornare a girare, no, le considerazioni, e pensare che questa è l'età buia, là che non si pensa, ovviamente, alle categorie che sono più deboli, e quindi non hanno la possibilità di anche pagare l'avvocato se al succede al quintri di loro. E allora ecco che c'è che sia di puro e vuol dire preservare i diritti di che hanno neanche provveduto il senso di vero che il diritto è giustizia, la giustizia che dà l'omp. E quindi la punizione perché porti i demai agli comunis, gli spioris, i pucis, senza avere le possibilità dal permesso. Perché a Robin a chi che non ha niente. E roba a chi che non ha niente, è anche pies che non roba al signore, è un economista, Cipolla, che dice che in Lari, in fiesta al monte tete di miece, tete moderne, alla fare un'operazione interessante, perché al porta via la le masse e al distribuirsi, è una giustizia distributiva che dà il frutto. Beh, insomma, robà al signor probabilmente vuol dire robà a un che l'ha già rubato. Queste erano le considerazioni. Quindi forse tu paesi un tipo di mangi. I voi asserà veramente, saresti in tante robe di nome dos considerazioni. Il tempo dal da in una forma non legale, non giuridiche, però in una forme antropologiche, miniestre e pietance. Miniestre, lo hai già contato tante volte, il nome vuol dire c'è che ben servito, ministrato, ministra del servidore. Quando il puarati tu che sulle porte, non tu puoi dire la salvo fuori. Tu hai di diventare il suo servidore e quindi tu hai di ministrare le miniestre, che è un alc che non ha un toc migliore di che l'altro. Tu chiappi sulle miniestre, ogni chiazze ai compagni di che altre. Se anche invece di entrare al vescovo, il chiate, c'è che chiate, tu chiappi su le chiazze e tu metti dentro dal plat. Non è il boccon dal predi, non è il boccon dal signore, perché le miniestre ai democratiche, così come la pietanze, che deriva da pietas, ve pietat. E anche molto al mondo, dai schlas, piti, vuol dire bevi. Quindi metti ad un e metti insieme le carità, che entra dal mondo, massimamente dal mondo, dalla carità, dalla Iglesia fatte di fraternes, di confraternite, di monasteris, pri traduc Sant'Antonio Abad, che all'invente, ecco il metti di bande per poter contribuire, all'invente la mugine. No, ma che non è una mugine falsa, è una mugine vera, è il purcino di Sant'Antonio, che si disì, no, duc, al correve tali stradis. Cesare il purcino di Sant'Antonio, è un purcino che non è me, non è to, è di duc. E duc è di dai alca, di metti al dentro della mugine, una mugine di chiave però. E qua anche il purcino è slonf, e tu dividis con duc che atris. Tu dividis con i pellegrins, con i puars,
con che partissin, con che fanno testamento, che hanno la possibilità di vedere anche dall'archivio storico di San Denela, e sono storie interessanti, le eredità, la sades, a che portano le croci in processione di Susanza a San Denela, di dalla Sense, fave, sax di granaes, polente, no, perché non è anche arrivato, l'omp dal formaggio, la mense, che vuol dire dividi, mensa vuol dire che mensura, le tavole e ha di essi dividute, c'è che lei sulle tavole tu hai di dividirlo, non in parti eque, no, non in parti eque. Se tu lavori per un'ora, dalla comunie, e io lavori per un'ora, ma io hai 10 fis e tu das due, io chiappi più di te perché hai 10 fis. È proprio una logica fuori dal marchiato. Però da ur dal marchiata di essi l'etiche, se no, si perde le umanità. Ultime considerazioni, così giuste per riti, gli statuti e i dazi, gli stassis in te patria al Friul avevano un'attenzione particolare all'osteria. Cioè, si arrivava a chiappare fuori a squedi dall'osteria, poi che no di tutti gli sacri bandis, e forse che sti arrivai a capirlo. Lo stir aveva di controllare le giuste presenze dal liquid, aveva le bolle dal comune, non tu potevi portare 1 litro e imbroare, fallo pa come 1 litro invece magari era in 3 quarti, perché vive il rappresentante del comune con il suo litro, a lui implave e se restava un toc full, voleva dire che tu avevi di imbroare l'avventura. Ma due chibes che si chiappavano tale osterie, tali sostaris, vin alla spine, vin venduta ai foresti, e finivi tra casse comuni, così come tutti gli smultis e tutti gli stassis, che coventavi in parfacè, la bieleccia in un paese come San Denè, e io sono brauroso anche, no? Dal momento che sono in assunta qui. Ma una roba e finisco con queste. Il primo statuto dalla raccolta di San Denè alle chiesto. Dei bestemmiatori contro Dio e i santi, primo statuto, primo. Allora, a me mi hanno sempre insegnato che se una regola che vengono mettute in evidenza, vuol dire che probabilmente hai che poi grivie, a che vengono poi di spesso contraddette, affinché venga tributato alla Divina Maestà l'onore dovuto e al fine di togliere occasione di peccato, disponiamo e ordiniamo che coloro i quali bestemmiano Dio e la Beatissima Vergine siano puniti con un'ammenda di 40 denari. In Consiglio d'Arendo si è precisato che vengano puniti con ammenda di 1 marca coloro che bestemmiano Dio e la Vergine Maria, mentre coloro che bestemmiano i santi siano multati per 20 denari. Allora è un tariffario. E è interessante, vi c'è tanto calvare un sant in base alle multe che ven pade se tu blastemis. Chiaramente la Vergine Maria è intoccabile. Attenzione, metà di tale ammenda sarà devoluta al Gastaldo, il rappresentante del patriarche della terra di San Daniele, l'altra metà alla comunità. Tale procedimento sarà osservato nei confronti dei bestemmiatori non abituali, non sai, magari il plebano, mentre quelli abituali saranno puniti con la pena della mordacchia, dal latino è inglovatio lingue, la glove, inglovatio lingue, ti chiappavi le lenghe e te la strizzavi, la mordacchia, ed essi in base alla legge ecclesiastica dovranno fare pubblica penitenza durante una giornata festiva davanti alle porte della chiesa. A lei chiamò l'anel di Fier della Guardia, il parco fosse una file. Però allora c'è che mi piace, insomma, così giusto per sliserì le robe, a lei che quando hai lette tradotti il statuto con Cornelia Forte dal 92 addirittura, a me è venuto in dimensi che mi diceva mio nonno mi diceva non sta attento che gli sglesi sono venuti su con gli sprieris dei predis ma con gli sblestemis dei muratori. Io che non arrivavi a capirlo tan bene inizialmente, però quando hai veduto questi statuti hai pensato a una roba
che se veramente esiste una giustizia distributiva e che le giustizie distributive appartengono, che c'è che no vindi poi o vindi dallo perché altri, per la comunità di che altri, anche la blesteme ha il suo significato. E ogni volta che entrai in iglesie bielissime, la Cappella Sistina del Friuli, la iglesie pitturate da Pellegrino, da San Daniele, e viodeis che i colori, se viodeis la crocifissione, pensate che buona parte di che pae e di che bielezze avven fur di che robe lì, in massima obbedienza e salute Domini. Grazie.